Per quanto riguarda l'altra questione molto delicata, di cui abbiamo discusso parecchio in Consiglio, di cui devo dire le forze di opposizione della precedente amministrazione ne sono a conoscenza, che si riferisce alle caserme. L'amministrazione comunale passata ha avuto parecchi incontri e ha condiviso la necessità di utilizzare parte di quelle caserme Capitò in Viale Trieste per proprio insediare sia il commissariato con la polizia stradale sia la Guardia di Finanza. Tutti i tentativi, gli incontri e le assicurazioni che avevamo ricevuto alla fine si sono rese inutili, nel senso che il Ministero degli Interni, congiuntamente al Ministero della Difesa e congiuntamente al Ministero delle Finanze, hanno ritenuto di non investire, di non cedere quella parte di quella caserma per questo utilizzo. Ma se scusi, c'è stato, interrompo, è documentato? Cioè... È tutto documentato, nel senso che c'è anche un'informazione, una o due informazioni che io ho dato al Presidente Consiglio, degli incontri che ho avuto col comandante della caserma Capitò e con funzionari che sono venuti a Roma, che sono legati anche al demanio pubblico, dove addirittura era anche previsto in fase avanzata la costruzione di un asilo nido dalla parte di via Piranesi, che è quella via che costeggia la mura di cinta della caserma Capitò, dove ci sono anche gli appartamenti dei militari, per poter realizzare e poi gestire da parte del comune un asilo nido. Quindi l'opposizione sa benissimo che anche la precedente amministrazione ha lavorato per raggiungere quell'obiettivo. Se mi consente, sono d'accordo con loro quando dice che una caserma così ampia con tutti quegli spazi potrebbe essere meglio utilizzata, ma lo spreco del denaro pubblico non è del comune di Portogruaro, ma è di chi non ci consente di realizzare economie di scala, e chi non ce lo consente è la proprietà, e la proprietà, come lei sa, i cittadini sanno, non è sicuramente del comune di Portogruaro. Scusa, è chiaro? Posso interrompere sì. un'altra volta? Tutte queste documentazioni risalgono a che anno? Cioè non è cosa... Un anno e mezzo fa. Quindi cosa recente? Cosa recentissima, perché la polemica sulla cittadella della sicurezza è stata posta in modo particolare da N, quando non esisteva il PDL, non esisteva N, in modo particolare quando abbiamo lanciato la realizzazione della caserma della Guardia di Finanza. Dal momento in cui abbiamo ragionato sulla caserma della Guardia di Finanza e sul commissariato, e quindi anche sull'esigenza della questura di accorpare la polizia stradale con la sede del commissariato, da quel momento il Consiglio Comunale è stato più volte coinvolto sulla necessità di affrontare questi argomenti e verificare tutte le opportunità per poter risparmiare delle risorse. Non è stato possibile perché a casa degli altri non si comanda. Io però anche su questo vorrei che i cittadini o chi avrà modo di vedere e sentire questa intervista, cioè non può un sindaco e una giunta essere accusata di far perdere a Portogruaro i servizi essenziali e poi nello stesso tempo dire che non doveva fare le caserme ma doveva tentare un'altra soluzione. Perché c'è stato un momento in cui il comando regionale della Guardia di Finanza ci ha dato un out-out, o in questo breve tempo, siccome l'edificio non era a norma, ci realizzate la caserma, visto che è una tenenza a Portogruaro e avevano chiuso quella di Bibbione, noi ci trasferiamo da un'altra parte. Lo stesso la stessa cosa per il commissariato. Noi non possiamo, rispetto all'attuale sede, rimanere più a lungo, è chiaro che noi cerchiamo un'altra soluzione. Mi pare di capire che peraltro avevano anche già trovato delle sedi alternative. Quindi l'amministrazione si è mossa, uno, per cercare di non perdere altri servizi, due, di dare una risposta organizzativa in motivi di sicurezza, tre, ha cercato di spendere meno soldi possibili, perché abbiamo realizzato una caserma su proprietà nostra, su terreno nostro, così come la sede del commissariato che è provvisorio, in attesa della realizzazione della caserma del commissariato della polizia stradale. Abbiamo utilizzato un immobile proprio per dare una minima risposta al commissariato che altrimenti non sarebbe stato in grado di operare dignitosamente. Quindi
queste polemiche, io su questo, guardate, perché chiedo costantemente incontri pubblici con i candidati alternativi alla guida del comune di Portogruaro? Perché altrimenti la gente non riesce più a capire, non si ricorda più cosa c'era prima della Perfosfati e quante cose abbiamo realizzato all'interno della Perfosfati. Sono, se non faccio i conti mali, circa 20 milioni di euro investiti e previsti, cioè lavori realizzati, in corso di realizzazione, sono 20 milioni di euro. Io vorrei che qualcuno mi dicesse, se noi non avessimo avuto quei 1000 posti macchina che stiamo costruendo, se noi non avessimo la sede e la stazione delle autocorriere vicino alla stazione ferroviaria, visto che a Portogruaro c'è l'attestazione della metropolitana in superficie, come avremmo risolto tutti questi problemi se non avessimo acquisito la Perfosfati? Questa è una domanda che io rivolgo, voglio dire, a chi accusa l'amministrazione comunale di non aver fatto una cosa giusta nell'acquisizione. Poi la politica sul fatto che le caserme siano lì o sia un'altra parte lo vadano a chiedere ai responsabili delle forze dell'ordine. I progetti sono stati valutati dal comando regionale e dal Ministero delle Finanze per quanto riguarda la Guardia di Finanza, per quanto riguarda la questura ha dato l'ok a livello romano e a livello veneziano sul progetto e sulla realizzazione. Guardate che il problema delle caserme non è che si possono realizzare come un appartamento qualsiasi o come un condominio qualsiasi, ha delle regole ben precise dettate dai ministeri che devono essere rispettate, quindi i progetti, i luoghi devono essere approvati e condivisi, che lo vadano a chiedere, se non credono all'amministrazione comunale passata, al sindaco e agli assessori, lo chiedono, vuol dire, e ne hanno la possibilità perché sono al governo nazionale e regionale, vadano a chiedere cosa ne pensano rispetto all'ubicazione anche delle caserme, perché l'ubicazione è importante, perché è vicino all'autostrada, perché è all'ingresso della città, perché le esigenze anche di urgenza quando si devono muovere quei mezzi hanno bisogno di spazi e hanno bisogno di un territorio che in qualche maniera possa facilitarle il proprio lavoro. Tenete conto anche, bisogna tener conto, che quella collocazione risolveva un altro problema, perché c'è anche la polizia ferroviaria, oltre che il commissariato e oltre che la polizia stradale. Quindi diciamo che la scelta di mettere la caserma della Guardia di Finanza e il commissariato nella zona ex Perfosfati è come dire, una proposta avanzata dal comune di Portogruaro, però valutata e condivisa anche da enti superiori. Su questo non c'è dubbio, come invece è certo che né il commissariato né la Guardia di Finanza avevano dato un assenso al riutilizzo della parte che guarda Viale Trieste della caserma Capitò, nel senso che loro, una volta che quando abbiamo cominciato a discutere, sono andato a vederla, hanno espresso un parere negativo rispetto alla possibilità di utilizzo della parte frontale della caserma Capitò. Hanno dato un parere negativo e non volevano andare lì, hanno detto che quello non è un luogo deputato. Adesso io non voglio affrontare in termini di costi, cosa sarebbe costato la ristrutturazione dell'immobile centrale, l'immobile che guarda Viale Trieste della caserma, con il riutilizzo e la sistemazione a uso della caserma Capitò della parte rimanente. Non sono in grado di vedere. Noi sappiamo che l'attuale commissariato abbiamo speso con provincia 1.200.000 euro circa, che la Guardia di Finanza abbiamo speso 2 milioni, 2 milioni e 2. Se non ricordo male, in quel momento quando abbiamo discusso è probabile che noi avremmo dovuto spendere molto di più, perché c'era da riadattare il vecchio, ma anche risistemare, voglio dire, la parte interna che veniva ridimensionata proprio per effetto di questo tipo.